E così mi iscrissi a fisica e a fisica mi sono trovata subito bene. Subito bene. Ho cominciato a studiare molto più volentieri al liceo. Però la scelta di fisica, che appunto sembra più un avvicinamento per eliminazione che una, come dire, una passione dichiarata fin dall'inizio. No, passione dichiarata, esatto. No, che passione non era ancora una scelta per l'astronomia, no, giusto? No, io le conoscevo le materie del liceo, non è che... Esatto, e all'astronomia ci è arrivata quasi all'ultimo, all'epoca della tesi, no? Quella tesi, perché... Per caso, perché io volevo fare una tesi in elettronica in realtà, perché l'ultimo anno si facevano esperimenti di elettronica e a me piaceva molto lavorare in laboratorio, a me è sempre piaciuto armeggiare e io montavo e smontavo la bicicletta, giocavo con Meccano, e insomma costruivo navi di legno. Si è costruita anche una radio, se non sbaglio, no? No, la radio no. Non l'ha costruita? Ah. No, mai. Ci sapeva le galene, quelle, forse molti di voi non sanno nemmeno che cosa siano le galene. Erano delle radioline che si sentivano solo in cuffia e si trovava la migliore audizione muovendo un ferretto su un cristallo di galena per tentativi. A volte si sentiva bene, a volte spariva tutto, il che era tragico quando c'era la partita. Però la tesi in elettronica non va in porto. La tesi di elettronica, dunque il professore di elettronica me l'avrebbe data volentieri, ma il direttore dell'istituto decise altrimenti e mi dette una tesi in elettrostatica. L'elettrostatica era un argomento vecchio che era già stato sviscerato all'inizio dell'Ottocento, quindi avrei dovuto fare una tesi compilativa, invece io volevo lavorare con le mani e quindi dopo una settimana che stavo cercando di vedere cosa fare in questa tesi e decisi che proprio non faceva pare per che me. lei ricordasse che i libri di elettrostatica tanto era passata erano messi in atto. Sì, era tutta roba roba dell'inizio dell'Ottocento, quindi doveva andare arrampicarsi su una tesi anche scomoda da questo punto anche scomoda, ma poi c'erano queste riviste piene di polvere che nessuno guardava da anni e insomma era tutto scoraggiante. E quindi prese E coraggio allora, nelle mani e... prima mi informai a cosa potevo fare. L'alternativa era l'astronomia e l'istituto di fisica e l'osservatorio astronomico si trovavano nello stesso comprensorio che è Arcetri a Firenze, la collina di Arcetri a sud di Firenze, dove Galileo fra l'altro ha speso gli ultimi anni della sua vita. Era agli arresti domiciliari nel paesino di Arcetri, nella villa Gioiello, che c'è ancora, è un monumento nazionale. E quindi andai a chiedere l'altra possibilità di fare un lavoro sperimentale era l'astronomia. Così andai su all'osservatorio e incontrai un giovane assistente che si chiamava Mario Gerolamo Fracastoro, discendente del famoso Gerolamo Fracastoro, quello della sifilide, tanto per intendere. E gli chiesi appunto, gli disse avrei voluto fare la tesi, e lui fu infelice, sì, venga, gli disse subito, sarei... Se non sbaglio lei era la prima laureanda di Fracastoro, sì, giusto? fu tanto entusiasta, e io l'ho capito dopo perché era tanto entusiasta, perché era la sua prima tesi di laurea. E così tornai all'istituto di fisica, mi feci coraggio, andai a parlare con il professore e dissi guarda, a me questo argomento non mi interessa e ho deciso di cambiare. Lui fu molto offeso, sì, d'altra parte ero libera di fare perché volevo. Certo. E così. E quindi cominciò a lavorare anche su un argomento piuttosto interessante perché su alcune stelle particolari sì, che sono considerate le pietre miliari dell'universo. Infatti diciamo, no? Erano delle stelle variabili, si chiamano variabili cefeidi, che prendono il nome dalla prima scoperta di questa famiglia, che è la delta del Cefeo. Delta perché era la quarta in luminosità,
Allora, alfa, beta, gamma, delta, le 4 lettere, 4 prime lettere dell'alfabeto greco. E perché era famosa questa stella, questa classe di stelle? Perché un'astronomo americana, 20 o 30 anni prima, aveva scoperto che queste cefeidi sono dei preziosi indicatori di distanza della famiglia di stelle o delle galassie in cui si trovano, perché sono stelle variabili che variano con grande regolarità da un massimo di luce a un minimo di luce, con periodi che sono compresi fra 1 giorno e 50 giorni, e scoprì che quelle che avevano il periodo più breve erano meno luminose e la luminosità cresceva regolarmente al crescere del periodo. Ora, la luminosità è qualcosa che non si misura direttamente, perché quello che noi vediamo è lo splendore apparente, cioè dovuto allo splendore reale ridotto per la distanza. Ma lo splendore apparente si può misurare. Allora, conoscendo dal periodo di variazione qual è lo splendore assoluto, si può trovare la distanza, perché lo splendore apparente viene ridotto in misura proporzionale al quadrato della distanza. Quindi, misurando lo splendore apparente, conoscendo per altra via quell'assoluto, si può ricavare la distanza. Quindi questo era prezioso, perché molte di queste variabili si trovano in grandi famiglie di stelle come la Via Lattea, altre galassie, oppure in famiglie che fanno parte della nostra galassia e che si chiamano ammassi. Allora basta misurare lo splendore apparente di una di queste variabili presenti in una di queste famiglie per trovare la distanza della galassia o dell'ammasso di stelle. Ecco, quindi aveva questa importanza. E il mio lavoro consisteva nel studiare le caratteristiche fisiche di una di queste cefeidi e inserirla in uno studio più grande che era stato fatto da un astronomo tedesco che riguardava una decina di queste cefeidi. Lì dovete imparare anche un po' il tedesco per fare i conti con la... Per fortuna scriveva già in inglese. Ho imparato l'inglese io, proprio facendo la tesi, perché a scuola, al ginnasio, ho fatto 2 anni di francese, in seconda e terza. Poi in quarta e quinta ci hanno messo il tedesco, perché c'era l'asse Roma-Berlino, e quindi non ho imparato né tedesco né francese. Francese lo mastico, perché è abbastanza facile per noi italiani, ma il tedesco no, il tedesco non è un po' più ostico. Non so nulla, 2 anni proprio buttati via. Invece l'inglese l'ho imparato traducendo tutti i libri in inglese e che mi servivano per la tesi. Dunque, quando lei lavorava alla sua tesi di laurea, anche perché sennò sembra che gli scienziati vivono sempre nel loro mondo, no? Era un periodo particolare, era l'estate del 44. Oltretutto, Arcetri, lei lo racconta bene in un suo libro, era in una posizione strategica, cioè tra nord e sud, proprio no? Tra 2 fuochi. Cosa stava succedendo mentre lei faceva la tesi di laurea? C'erano gli alleati e a nord c'erano i tedeschi, e mentre io facevo le osservazioni si vedevano, sparavano da una parte e dall'altra. Da una parte lei vedeva le stelle, dall'altra parte vedeva i padiglioni. No, si vedeva proprio i traccianti lì dei proiettili che attraversavano il cielo da nord a sud. Senta, ma è vero che lei una volta si era arrampicato sull'ulivo per andare a... Sì, per vedere meglio, perché per vedere nella mia cosa? coscienza i bombardamenti. Ecco. Non le stelle. Era uno spettacolo anche quello. Molti, quando c'era un bombardamento, si buttavano a terra. Per me era uno spettacolo, mi arrampiai, mi ricordo, su un ulivo, che dice era pieno di ulivi, proprio per vedere meglio questo spettacolo. Senta, ma non aveva paura? No. No. Era perché poi Firenze, se non ricordo male, viene liberata l'8 agosto. Il 10 agosto del 44. Quindi lei era impegnata nella sua tesi, ma fuori c'era una storia che si stava compiendo. Come viveva
anche dal punto di vista sociale, se non voglio dire politico, lo toccheremo dopo questi aspetti, ma come viveva quei momenti? Cioè lei, studentessa impegnata, oltretutto la storia non è che non incidesse sulla sua attività, perché anche l'università aveva delle ripercussioni, visto quello che stava succedendo fuori, no? Da centri. Certo, beh, fino al 10 agosto del 1944 potevo fare le osservazioni per la tesi senza problemi. Solo c'era il coprifuoco, quindi io non potevo tornare a casa, avevo stato tutta la notte in osservatorio, solo la mattina potevo tornare a casa. E forzatamente, cioè doveva studiare per forza. Perché c'era il coprifuoco, quindi non si poteva circolare. E comunque Firenze fu abbastanza risparmiata da bombardamenti, perché era città d'arte. Ci fu solo un bombardamento più tardi, però dopo il 10 agosto, piuttosto forte. Comunque il 10 I tedeschi quando battevano in ritirata fecero saltare i ponti, quando no? il 10 agosto del 1944 arrivarono gli alleati e la notte tra il 9 e il 10 i tedeschi, prima di ritirarsi, fecero saltare tutti i ponti sull'Arno, eccetto il Ponte Vecchio. Però in compenso fecero saltare tutte le abitazioni delle due strade, prima via Por Santa Maria e dopo via Guicciardini, prima e dopo il Ponte Vecchio. Quindi era tutto un cumulo di macerie e per molto tempo non ci fu modo di passare di là all'altra parte. Poi non c'era più luce, no? Non c'era più nulla, non c'era luce, non c'era gas, non c'era acqua. Si era tornati a vivere come nell'Ottocento. E in mezzo a questo marasma, disperazione e distruzione, tra le cose che saltarono ci fu anche la sessione della sua tesi di laurea. Eh sì, ma comunque io dove lavoravo per fortuna avevo fatto abbastanza osservazioni che potevo utilizzare e anche avevo misurato le lastre, si doveva misurare le lastre fotografiche prese a telescopio. Ero riuscita a fare tutto questo prima del 10 agosto perché ci voleva la corrente elettrica per tutte queste cose e quindi avevo accumulato abbastanza materiale per scrivere la tesi e la tesi io l'ho scritta con lumi a petrolio e la mamma si ricordava dei lumi a petrolio di quando era bambina lei e ricostruite le lampade a petrolio. Poi per fortuna noi abitavamo una casa vecchia e che aveva ancora i fornelli a legna e sopra c'era il fornello a gas, quindi si poté riutilizzare i fornelli a legna, poi c'era il pozzo e quindi avevamo anche l'acqua, quindi tutti i vantaggi dovuti al fatto che era una casa vecchia in cui non c'era né acqua corrente né gas, prima che ci andassimo noi a abitarla. E poi si andava a Caldecolli a fare la legna, a raccattare la legna per i fornelli. Quindi sì, fra la tesi e questi lavori aveva il suo da fare, impegnati, sì. Senta, ma in quella situazione, glielo chiedo anche perché ho visto che in sala, e questo mi fa molto piacere, ci sono anche molti giovani, molti studenti. La tesi di laurea, la discussione della tesi di laurea per un ragazzo, per una ragazza, sono sempre un momento di svolta nella propria vita, no? Uno si fa delle domande sul futuro. Ecco, in una situazione evidentemente, per questo ci tenevo che lei raccontasse, così drammatica, disagiata dalla vita quotidiana, come si pensava al futuro? Ma forse non ci si pensava nemmeno tanto allora. Cioè lei laureata? Io intanto pensavo a laurearmi. La sessione di laurea doveva essere a ottobre del 1944 e invece fu spostata ai primi di gennaio perché tutta la vita sociale, civile, eccetera, era come sospesa. Infatti mi sono laureata a gennaio del 1945 e sì, c'era la sessione di laurea con tutti i professori in toga, con tutto, che poi è un po' una delusione per chi va a fare. Allora forse un po' meno, però anche oggi uno va lì e vuol raccontare quello che ha fatto e si accorge che nessuno dei professori lo sta a sentire, neanche infatti loro.